Tirocini con incentivo all'assunzione. Sono attivi in Veneto una serie di bandi di incentivazione che consentono alle aziende di avere dei tirocinanti a titolo gratuito o con contributo minimo da parte dell'azienda ed eventualmente un incentivo fino a 6.000 euro alla loro assunzione a tempo indeterminato o determinato. Un'importante opportunità per le aziende per valutare sul campo le risorse da inserire nel proprio organico e per i tirocinanti un'opportunità per mettersi alla prova. Caratteristiche del tirocinio. La durata varia da 2 a 4 mesi. Il periodo di disponibilità è a partire indicativamente da novembre 2017. Profili dei tirocinanti. Di seguito indichiamo quelli che sono i percorsi che abbiamo deciso di attivare e sui quali verranno formati in aula i tirocinanti. Tecnico del monitoraggio energetico. Operatore elettronico meccanico 4.0. Sviluppatore software 4.0. Segreteria per agenzie assicurative. Content Editor e Web Reputation. Segreteria con competenze nelle attività della gestione della privacy. C'è inoltre la possibilità di sviluppare specifici progetti per figure di cui le aziende dovessero avere necessità. Tirocinio aziendale. L'attività di tirocinio aziendale della durata da 2 a 4 mesi sarà svolta indicativamente a partire da novembre 2017. Ciascun allievo sarà coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile e contro gli infortuni per tutto il periodo di permanenza in stage. Inoltre, trattandosi di un tirocinio di apprendimento all'interno di un corso di formazione, l'azienda ospitante non è soggetta ad alcun vincolo o d'obbligo di assunzione nei confronti del tirocinante. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Veneto e all'azienda è richiesto un contributo di 100 euro al mese. La restante quota sarà coperta da fondi regionali. Incentivi all'assunzione. Qualora l'azienda ritenesse di avere interesse all'assunzione del tirocinante, potrà alla fine del percorso godere dei seguenti incentivi. 4.000 euro per l'assunzione a tempo determinato di almeno 12 mesi. 6.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato.